Continuiamo a parlare di lavoro e di economia. Diego Moscheni durante la pubblicità mi diceva devo intervenire. Io le do la parola, prego, a commento di quanto abbiamo detto finora. Abbiamo sentito le espressioni dalla parte dei lavoratori, da parte dei datori di lavoro, da parte dell'amministrazione pubblica, da parte del professore. Abbiamo fatto un po' di filosofia, un po' di giurisprudenza, un po' di giuslavorismo, ma il Job Act. Chiudo la pagina sul Job Act, io sono l'impresa, ho 14 dipendenti, il Job Act a me a che cosa serve? Quale vantaggio ho? Con chi devo entrare in concorrenza ancora? Moscheni, in questo senso noi abbiamo realizzato un contributo, stamattina siamo stati presso un'impresa nel Vicentino che appunto ha i suoi dipendenti, ha tenuto duro finora perché non li ha licenziati, è in estrema difficoltà ed oggi legge il Job Act e dice ma a me cosa serve? Vediamo il contributo della regia. Alle sue spalle un'azienda enorme, parzialmente inutilizzata, ma lei dice comunque ci risolleveremo, ne sono certo. Certo che ci risolleveremo, anche perché io ho un caratteraccio e non voglio finire la mia vita lavorativa con una sconfitta. Eravamo una quindicina di dipendenti, più avevamo dei lavoratori esterni che lavoravano per noi. Nel momento in cui abbiamo smesso con le stufe siamo in 9 e purtroppo abbiamo uno spazio enorme con relativo IMU spaventoso sulle spalle. D'altra parte non possiamo eventualmente sezionare il capannone o cose del genere, anche perché capannoni vuoti in zona ce ne sono a centinaia. Le nuove disposizioni che promettono defiscalizzazione degli oneri fiscali per nuove assunzioni è un'ulteriore baggianata nei confronti delle aziende che stanno lavorando da anni e anni e anni. Perché? Stanno facendo concorrenza sleale, perché noi altri stiamo mantenendo tutti quanti quelli che sono i costi, mentre agli altri danno l'opportunità di non pagare i contributi. È un'altra assurdità italiana. Sta facendo tutto quanto per le grosse aziende, mentre per i piccoli noi altri siamo solo carne de macello. È una vita di merda. Stamattina alle 4:04 ero già presente qua in ditta, vado a casa stasera alle 4:30, 5. Vado a casa, mi lavo, faccio la doccia e mi metto a dormire. Che vita è questa qua? Solo sacrifici, perché ti posso dire un'altra cosa, da anni e anni io e il mio socio non stiamo portando a casa un euro. Sì, c'è una fiscalizzazione, però non è assolutamente concreta, reale secondo me. Lo sforzo sinceramente che sta facendo il mio titolare è molto grosso, perché lo si vede qua dalla mattina quasi notte alla sera senza mai staccare. Mi trovo bene qua, sono qua da 13 anni. Tanto sforzo da parte di titolare e noi cerchiamo di metterci a tutta cercando di ripagare lo sforzo fatto da lui e solo io dovendo ringraziarlo per gli sforzi che fa e per il lavoro che ci dà con i tempi che corrono. Adesso che hai visto il rapporto che c'è fra il sottoscritto e i ragazzi che sono qua, io sarei uno dei migliaia di piccoli imprenditori del nord-est, ladri, evasori e sfruttatori. Mi hanno mandato di tutti. Negli ultimi 2 anni ho avuto un massacro soprattutto morale, perché a un certo momento, siccome che io non ho paura di nessuno, so di non aver fatto niente e solamente dato l'opportunità delle persone di poter lavorare, dico solamente una cosa: non pretendono che ci mettano il tappeto rosso per terra, ma si ricordino che la spina dorsale dell'Italia sono i piccoli come lo siamo noi. La spina dorsale dell'Italia sono i piccoli, sicuramente anche in Veneto i piccoli. Il pubblico nostro al microfono, chi vuole intervenire? Salve, prego. Sono Angelo Spano, ho una impresa di ristrutturazioni, chiavi in mano, e avevo 12 dipendenti. A me del Job Act non me ne frega assolutamente niente. Io voglio essere messo in condizione di poter fare concorrenza a quelle persone che hanno delle ditte aperte all'estero e che non pagano tasse. Praticamente io devo fare la fattura con IVA, altre persone invece possono non emettere IVA.
È incredibile questo. Quindi è già un 20%, 21% di differenza tutto solo quello che per... c'è dietro, perché dopo loro anche fanno anche meno pagare le loro tasse, i loro dipendenti, li pagano come vogliono loro, è quello che viene dietro. Io farei una piccola cosa, insegnerei a quei ragazzi che devono imparare il lavoro, il mestiere, la prima cosa che insegnerei a fare è il cinese. Impara il cinese, ormai è cinese ovunque, si parla di delocalizzazione, si parla di andare all'estero, qualcuno come me non può andare perché io non posso fare case fuori, le faccio in Italia. Amici che ho qua accanto a me che hanno un'azienda agricola, non possono andare a delocalizzare. Chi è di fianco? Prego, lei è? Io sono Gobbo Roberto di R. Cosa ci racconta? Io racconto che praticamente ho una ditta che fa trasporti e 4 anni fa ci hanno passato i pagamenti da 90 a 120 giorni e alla fine del quarto mese di un anno non mi pagano più la ricevuta del primo mese che avevo lavorato. Ho combattuto 4 anni con questa ditta e praticamente dopo 4 anni mi è arrivata la vicino alla bocca, la conclusione dell'avvocato che praticamente io ho perso 100.000 euro in 4 mesi. Ecco. L'IVA? E ho pagato l'IVA su questi... Quindi una mancata entrata di 100.000 euro, una perdita di 20.000 euro erotti di IVA versata allo Stato. Di IVA versata, perciò sono arrivato ai 120.000 euro, insomma, di perdita totale, insomma. Il rimborso IVA non è chiedibile? Il rimborso IVA c'è tutta una procedura da fare con degli studi legali e questi ti possono chiedere dal 15 al 20 al 25% a seconda dello studio legale e anche questa a seconda delle condizioni dell'azienda può essere recuperata o non può essere recuperata. Io sto vedendo con uno studio legale se riesco a recuperarla comunque. Questo sicuramente vuol dire la chiusura o la messa in estrema difficoltà della piccola e media impresa veneta. Chi altro vuole intervenire qui, prego? Salve a tutti, sono Riccardo Cavinato, scusate l'emozione se c'è un po'. Non c'è problema. Faccio parte dell'associazione SS Lavoro e innanzitutto abbiamo visto un servizio sui lavoratori. La fermo subito, SOS Lavoro fa un certo tipo di attività di inserimento del lavoratore, giusto? Me lo spieghi velocissimamente perché SOS a casa Lavoro, non... quello che è anche il mio spirito è quello di far veramente riunire i lavoratori con le imprese. Basta essere tifosi, basta dire io sono un'impresa, viva l'impresa, io sono un lavoratore, viva i lavoratori. Le due cose devono combaciare assolutamente. Bisogna fare squadra assieme, lavoratori e imprese, come nelle piccole imprese. Ci state riuscendo? Abbiamo appena iniziato, ci stiamo riuscendo. Possiamo dire di sì? Siamo positivi, assolutamente. Bene, bene. Dico un'altra cosa, dobbiamo imparare da queste piccole e medie imprese. Io lavoro su una piccola e media impresa, si fa squadra. Io farei un applauso a tutti questi piccoli imprenditori, perché noi non ci ricordiamo mai, ma con lo Stato di oggi, questi mandano avanti il carrozzone e non stiamo scherzando qui. E io voglio dare nel mio piccolo un grande entusiasmo e un in bocca al lupo a tutte queste piccole imprese, un in bocca al lupo fortissimo. Piccole imprese che nel servizio abbiamo visto avere di fianco i dipendenti, cioè non una divisione tra dipendente e impresa, ma insieme per andare verso l'obiettivo dell'uscire dalla crisi. Non so il suo nome, vicino al signor Brugnaro. Casen. Parlava ha detto tutto bene, una cosa non sono d'accordo. Chiudere le frontiere della Cina, chiudere il mercato, assolutamente no. Noi dobbiamo far conoscere queste piccole imprese al mondo e dobbiamo vendere in Cina e non chiuderci. Posso precisare? Allora, il prodotto va protetto, quello italiano, protetto nella maniera intelligente, di un libero mercato e non perfetto. di uno Stato che produce a sottocosto sulla schiena dei propri cittadini come avviene in Cina e poi viene esportato perché ci sono delle lobby cinesi che sono mostruose. La più grande banca della Cina fa agio su tutte le banche americane messe insieme. Non so se vi do l'idea di cosa vuol dire la Cina. Per noi è ancora quella di Marco Polo, è tutta un'altra cosa. Allora, se questi riescono a fare questo sfruttamento dei lavoratori a casa loro di 1,5 miliardi di persone e riescono poi a creare delle lobby e poi spostare qui e creare vantaggio, giocando anche sul valore dell'euro.
perché uno di quelli che tengono in alto, a vantaggio di tenere in alto l'euro, è la Cina, perché maggiore è il divario tra il renminbi e l'euro, il renminbi è la moneta cinese, e più guadagnano. Allora questo è il punto. E dove vanno a investire? Vanno a investire in Africa, perché li possono prendere tutto quello che vogliono, ma lo prendono in un'altra maniera, in maniera molto più intelligente di noi, non vanno a fare le guerre. La Cina non ha mai fatto guerre fuori, non ha mai colonizzato tutto nella maniera tradizionale che facciamo noi, con i fucili e con i cannoni. Vanno, comprano e poi chiaramente creano un mercato. Il mercato funziona se è un mercato di competizione, se è un mercato legato solo a un certo tipo di produzione, allora questo diventa negativo per tutti. Se noi, abbiamo parlato di una... Non siamo neanche riusciti nel semestre italiano a difendere Made in Italy, difendendo la produzione, dove vengono prodotti, da chi vengono confezionati, eccetera. Come facciamo a essere competitivi? Cioè noi dobbiamo difendere Made in Italy nel mondo, esportarlo al mondo, ma bisogna che sia chiaro che è un prodotto italiano e non falso, perché noi perdiamo nel mondo milioni di euro, miliardi, perché vendono prodotti italiani che non sono italiani. Se posso dire, il professore ha spostato il ragionamento delle valutazioni su una dimensione più globale che richiederebbe molto più tempo, però un messaggio di ottimismo lo voglio lanciare, vedrà che il movimento sindacale col tempo, speriamo un tempo vicino, farà delle conquiste anche in Cina, anche dove c'è il capitale comunismo, no? Prima o dopo ci arriveremo anche lì. Sì, ma parliamo di un ma il problema è su come nella globalizzazione e nella ripartizione della produzione a livello mondiale si riposiziona l'Italia. Certo. Per riposizionarsi in termini competitivi ci vuole una capacità di innovazione, di investimenti sulla ricerca, sulla qualità, sull'innovazione dei processi e dei prodotti, che deve coinvolgere anche il tessuto produttivo, anche quello della dimensione più piccola. Assolutamente. Anche nel nostro Veneto ci sono eccellenze, ci sono aziende, anche il servizio lo dimostra sotto certi punti di vista, che sono riuscite a trovare una capacità di competizione nel mercato trasformato, nel mercato globalizzato, e sono quelle aziende che hanno avuto di più la capacità di investire in innovazione, in investimenti, in nuovi investimenti e anche in investimenti nella formazione professionale dei lavoratori. Dobbiamo portare avanti il nostro Made in Italy. Bisogna puntare più sulla qualità, sull'innovazione, sull'investimento e non sulla riduzione del costo del lavoro. Facciamo una puntata solo io e lei perché parte. È meraviglioso, ma io ho un esempio qui in studio e voglio parlarne. Abbiamo Expo Veneto. Expo Veneto è un portale meraviglioso. La regia ci può seguire, per favore, farcelo vedere, perché oggi parliamo di crisi e di difficoltà, ma noi abbiamo un Made in Italy che ci invidia tutto il mondo e abbiamo l'opportunità di mostrarlo, perché abbiamo anche un Expo di qui alle porte che si potrà criticare, ma è sicuramente un'opportunità enorme. In questo senso il Veneto è pronto. Brugnaro, ci racconta che cos'è questo portale e cosa state facendo, perché ci sono numeri importanti che stanno girando. Solo le aziende che sono state inserite in questo portale sono 1000, già 350 forse oltre, pubblicate in un portale assolutamente semplice e fruibile. Che cos'è? Beh, intanto è dimostrare che il Veneto c'è, cioè le imprese ci sono. Qui lo vediamo, la regia ci sta seguendo mostrando quelle che sono le sottosezioni. Sì, vorrei spiegare un attimo, però prima bisogna fare un capitolo introduttivo, quantomeno dicendo che fra poco, fra qualche settimana in Italia, do una notizia che può sembrare banale, ci sarà l'Expo. Ecco, l'Expo e dobbiamo fare tutto il tifo perché funzioni. La sede centrale sarà a Milano, lasciamo perdere, lo dico per semplicità di tempo, non per altro, tutti gli scandali e le magnerie varie che sono successe, ci penserà la magistratura e siano severi, ma chiudiamo questo capitolo, diciamo, facciamo finta di parlare. Cogliamo l'opportunità Expo ad oggi, quindi. Cerchiamo invece di ragionare in positivo. Diciamo che abbiamo un governo, quale che sia, noi dobbiamo in qualche misura sostenerlo, dobbiamo sostenere un'idea di rilancio del nostro paese, perché i posti di lavoro, l'avete detto anche voi, non si fanno per decreto. Di questo, tornando al discorso di prima, è proprio questa l'alleanza che ha fatto grande l'Italia neanche gli anni scorsi. Dobbiamo capire che l'impresa non è l'imprenditore e il lavoratore e tutto il contesto, tutti gli stakeholder, tutti siamo coinvolti, con gli enti pubblici, con tutti quanti, cioè tutti portano un mattone su questo, assolutamente. Allora noi abbiamo detto, l'Expo deve essere diffuso in tutta la nazione, non è soltanto una questione milanese. Allora a Milano ci saranno 140 stati, così diamo un'informazione,
tutto il mondo verrà a dialogare su un tema importante: nutrire il pianeta, energia per la vita. È stato declinato e tutti lì si confronteranno sui temi dell'alimentazione e della sostenibilità ambientale. Nella realtà noi abbiamo pensato che energia per la vita, nutrire energia per la vita, è la vita stessa. E il Veneto ha proposto, assieme a tutte le associazioni di categoria, Confindustria in testa, in questo senso il Presidente Zuccato, Confindustria Veneto, e tutte le Confindustrie provinciali, compresa Confindustria Padova evidentemente, ma insieme a tutte le associazioni di categoria, gli artigiani, i commercianti, agricoltori, tutti, sono 2 anni che lavoriamo, tutti, con tutte le strutture, in silenzio, senza fare pubblicità, perché non avevamo bisogno di questo, ma solo di lavorare, e assieme abbiamo firmato un protocollo, assieme alle 3 organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative che ci sono, CGL, CISL e UIL, con a capo la Regione Veneto, la nostra istituzione. Quindi questo è anche un esempio di sinergia tra tutte le realtà di territorio. È un fatto, cioè non è una idea o una proposta, è successo. Per la prima volta tutti hanno firmato tutto e abbiamo tutti collaborato, in silenzio abbiamo fatto tantissime riunioni, ci siamo ascoltati, abbiamo diffuso. Il discorso che faceva adesso il rappresentante della CGL, io l'ho detto scherzando, no? Dobbiamo esportare il sindacato, perché in Cina il ragionamento che dobbiamo fare noi, ed è centrale quello che diceva questo signore qui di Verona, dice il Made in Italy, è vero, è questo il nostro ragionamento. Noi non è che possiamo, ha ragione il ragazzo, non dobbiamo chiudere i mercati, dobbiamo semplicemente competere, dobbiamo imparare a competere. Quando andiamo in campo con la squadra dobbiamo vincere, si può anche perdere, ci si tira sulle maniche, si capisce dove si è sbagliato e si ritorna a competere. Dobbiamo tornare a essere competitivi, dobbiamo diventare cattivi. Allora, le imprese non sono differenti tra piccole, medie e grandi, non dobbiamo continuare con questa litania delle piccole, medie e grandi. Speriamo che diventino grandi grazie alle piccole imprese. Io sono stato una piccolissima impresa, meno male ci sono le piccole imprese, ma vi garantisco che per fare internazionalizzazione ci vogliono le grandi imprese e speriamo che tutte le piccole imprese piano piano diventino le medie e le grandi imprese. Se uno vuole restare piccolo ha tutto il diritto di farlo, dobbiamo sostenerlo, ma guai al Signore dividerci in questo. Abbiamo bisogno, perché la nostra economia si basa proprio su un rapporto tra piccolo, medio e grande. Sono le grandi che vanno a esportare, che ci tengono in piedi e fanno lavorare tutti gli artigiani locali. Il signore che ha parlato prima dei trasporti ha citato uno che voleva raccontare la storia dell'IVA, ma peggio per lui sono tutti quelli che vengono con gli autotrasportatori e pagano di là. La sua vera tragedia è che nessuno va a controllare quei camionisti e dobbiamo andarli a controllare. Ecco, il pubblico dice cosa serve, che andiamo a controllare i contratti di lavoro di quei camionisti, perché lui paga qua in Italia i contratti assurdi e quelli vengono a fare il servizio, gli fanno concorrenza, lo uccidono. È semplicemente metterci insieme, con calma, non è che dobbiamo fare le dichiarazioni di che, con calma. Noi cosa abbiamo detto? Abbiamo detto Milano, e così spiego un attimo la cosa, ma è dentro a questo contesto che è importante da capire per il Veneto, perché il Veneto è la prima regione come esportazione, siamo più forti della Baviera noi, per cui piangiamo pure di tutte le disgrazie che abbiamo, perché questo dobbiamo dirci, però siamo ancora un posto di eccellenza nel mondo. Guai a se usciamo da questa stanza pensando che siamo dei poveri derelitti, non esiste proprio. Noi non dobbiamo assolutamente cadere in questa trappola. Allora abbiamo l'Expo, quando è stato fatto a Parigi è stata lasciata lì la Torre Eiffel. Ok? Certo, per spiegare di cosa stiamo parlando. Nella nostra generazione le persone in sala non vedranno più un'Expo in Italia. Fra qualche mese, qui, il 1° maggio, arriverà la gente da tutto il mondo. Non arrivano dei semplici turisti con la macchina fotografica, arriveranno dei visitatori curiosi, arriveranno imprenditori, studenti, professori, politici, persone che verranno a raccontare la loro capacità di comunicare, verranno a discutere in Italia, a Milano. Ma non solo a Milano, verranno anche a Venezia, perché qui abbiamo la Biennale, abbiamo costruito un sistema di accoglienza, speriamo funzioni, ma che non deve essere un traguardo. Nessuno ci immagina che in quei 6 mesi succeda qualcosa. Non abbiamo questo tipo di velleità. Pensiamo che è furbo utilizzare l'Expo per ripartire. L'Expo per noi deve essere un punto di partenza, perché dobbiamo costruire le condizioni, dare coraggio alle imprese perché continuino e ricomincino a crescere. Allora, dicevamo, i temi dell'Expo a Milano sono sostenibilità ambientale e alimentazione. Per noi però, Energia per la Vita, il Veneto ha pensato, tutti insieme abbiamo pensato, che Energia per la Vita è la vita stessa. Quando la mattina ci vestiamo, ci alziamo, noi comunichiamo qualcosa perché ci mettiamo qualcosa addosso, la moda, la borsetta, la scarpa, il pettine, il benessere, le terme, il turismo, tutto questo è energia per la vita, la cultura, tutti i percorsi della cultura.
tutti i percorsi adesso della grande guerra, dove qui è stata combattuta. Noi sappiamo il valore della libertà. La libertà è energia per la vita o no? È la base della vita, la libertà, l'amore, la bellezza. Questi sono i temi che la Cina non sa cosa sono, per i motivi che dicevamo adesso. Allora noi racconteremo, perché anche le aziende metalmeccaniche saranno coinvolte, chi vuole farlo, lo diciamo adesso, è tutto gratis questa cosa, noi l'abbiamo messo, noi vogliamo fare. Mentre a Milano ci sarà un aspetto fieristico dell'Expo, in Veneto ci sarà un aspetto esperienziale. Noi vogliamo che a queste persone dare l'esperienza. Ci siamo chiesti un radicchio di Treviso, è meglio vederlo su una cassa, su una fiera a Milano, messo benissimo, in maniera straordinaria, o è più bello vederlo su un campo con un contadino col vanghetto che ti fa provare a strapiantarlo? Qual è la cosa? Noi dobbiamo sfidarli, dobbiamo sfidare il mondo su questo, perché siamo i migliori, allora gli facciamo vedere la filiera alimentare. Ma in questo senso che cosa proponete? Ogni azienda, noi abbiamo raccontato, dentro questo portale abbiamo cercato di interconnettere le cose che sono sempre sconnesse. Chiunque, dalle associazioni ai comuni, alle aziende principalmente, agricole, artigiane, anche il piccolo commerciante può fare qualcosa, deve costruire un evento, se vuole ovviamente partecipare all'Expo, ma deve potersi sentire protagonista. Allora chi vuol farlo lo fa, a spese sue, nessuno grava su nessuno, questo portale però è costato... non paga niente non per paga nulla, essere è tutto pubblicato gratis. e promosso all'interno non si del paga portale, nulla, questo. non si paga niente, non c'è pubblicità, non c'è niente, è una cosa generosa che le categorie, le associazioni economiche, i privati hanno messo a disposizione, ma è una piattaforma che è l'idea che poi, mentre a Milano smonteranno i capannoni, finito l'Expo, noi questa piattaforma, questo sistema chiamiamo di organizzazione, non lo smontiamo più, deve diventare una grande agenzia di sviluppo del nostro territorio, perché io credo in questa città metropolitana, che nel mondo si chiama Venezia, perché il tema è Venezia nel mondo, ma qui riguarderà tutti, da Marostica a Verona, al Bellunese, al Rovigotto, alle nostre grandi centri storici. Dentro un'azienda, traduco in pratica cosa può fare, decide di fare un evento, cioè racconta quello che fa, può raccontare la sua produzione, dico, faccio vedere come scalpello una cosa in legno, ti racconto con un percorso, noi abbiamo un comitato che valuta evidentemente questo tipo di iniziativa, e racconti, puoi farlo in un giorno dell'Expo o puoi farlo anche tutti i giorni dell'Expo. Ti diamo lo spazio per poterlo raccontare. Cosa succede? Noi abbiamo pensato in chiave del cliente, cioè il giapponese che deve venire in Italia può auto-organizzarsi il viaggio e dice io vado a vedermi tutta la filiera alimentare, sono interessato all'alimentare, sono interessato alla moda, al gioiello, sono interessato... Vedo tutto l'aspetto e scelgo io gli eventi dove andare. Ho gli orari, ho i luoghi. Una grande agenda, io scelgo una filiera, supponiamo l'alimentare, e mi programmo il mio percorso attraverso il territorio, ti guardi quello che ti interessa. in base ai giorni, gli orari, le aziende, cosa propongono, e mi creo il mio percorso. Il sito è www.expoveneto.it e chiunque in questo momento può andare digitale lo vede, evidentemente perché è attivo. La cosa bella è che l'abbiamo tradotto in 25 lingue, solo in Veneto si può fare una roba del genere, non si è mai fatto da nessuna parte. Cioè Brugnano la fermo però, io sono un'azienda e voglio pubblicare qualcosa là dentro, produco il radicchio più buono del mondo, ma devo tradurlo in 25 lingue o no? Lei lo deve fare, lei deve intanto immaginare un evento, perché noi mettiamo in discussione, cioè le aziende del Veneto si mettono in discussione, sono in grado io di comunicare a uno straniero? Tanto devo domandarmi, qual è il mercato di riferimento? Che cosa mi interessa? Qual è il mercato che a me interessa? Per cui abbiamo messo in moto, in questo ultimo anno soprattutto, un grande processo di riflessione interna nelle nostre imprese. Attenzione, imprese che già sono le più competitive nel mondo nell'esportazione, per dire un grande esempio di umiltà. È con l'umiltà che ricostruiremo i posti di lavoro, non con l'arroganza. Queste imprese si sono chieste, hanno cominciato a vedere, già esportano evidentemente, spesso alcuni lo fanno, hanno cominciato a dire qual è il mercato di riferimento, in base a quello, che cultura ha quel mercato, perché in base alla cultura tu ti poni in un certo modo, cioè un russo è interessato all'Italia per esempio per le nostre icone, per le nostre, tutta una serie di altri atteggiamenti culturali che spesso sono diversi dai nostri, lo stesso vale per il cinese, lo stesso vale per l'arabo, ci sono delle cose offensive per le loro culture, le aziende che esportano lo sanno, dobbiamo interconnettere le nostre capacità culturali con queste persone, per cui l'azienda si organizza un suo percorso di spiegazione, di partecipazione di questo ospite e anche si chiede, ma questo ospite, oltre alla lingua che parla e per cui io intanto penso all'evento, organizzo un evento, racconto un esempio che è divertente, quello di un negozio di giocattoli, che dice io faccio un evento, dice cosa c'entra un negozio di giocattoli con l'Expo? È un esempio per dire che tutti possono essere coinvolti, con la fantasia si fa tutto. Faccio una giornata in cui gioco con i trenini, però sono trenini fatti in montagna, non con le vernici tossiche,
Per cui non è vero che la Cina fa i prodotti uguali ai nostri, non è assolutamente vero, dobbiamo raccontarlo. Quei lavoratori che mettono le mani sotto le presse, i nostri, ci sono i laser, costa molto di più, è vero, ma i nostri non si tagliano le mani, dobbiamo raccontarlo ai cinesi, facciamogli vedere i percorsi di sicurezza che abbiamo nei posti di lavoro, facciamogli vedere perché i nostri ospedali sono i più belli, facciamogli vedere il livello delle nostre scuole, facciamogli vedere. Questo è disponibile per chiunque, i nostri musei, i nostri percorsi. Chiunque può, basta che si metta in contatto, gli spieghiamo cosa deve fare. www.expoveneto.org .it. Ed è in divenire. No, è aperto, in questo momento qua è apertissimo. Nel senso che chiunque volesse un'azienda l'azienda deve pensare a un evento e sì. La cosa non è semplice, nel senso che tra l'altro adesso è tardi, noi abbiamo già migliaia di aziende che si stanno organizzando, noi abbiamo un comitato che vaglia tutte le proposte, le controlla, gli dice quello che va bene e quello che non va bene, perché devono dirci se è accessibile agli handicappati, se è accessibile ai bambini e se ci sono delle attività propedeutiche a fianco. La cosa è abbastanza complessa, però arricchisce anche l'impresa stessa che fa questo percorso. Alla fine non pensiamo che arriverà chissà quanta gente, non è quello il problema, quanti arrivano in azienda a te, ma tu come ti sei cambiato, come hai cambiato la tua mentalità verso il mondo, perché questo è un luogo, è un incrocio del mondo, qui arriveranno tutti e nei prossimi anni, quando Milano pensa e spera di fare 12 milioni di persone per questa volta, noi 20 milioni di persone le facciamo tutti gli anni. Perché questa è la nostra cultura, la Cina l'abbiamo scoperta noi l'abbiamo pensata e io credo che ancora possiamo essere ancora competitivi, facciamo un mazzo così alla Cina, però dobbiamo essere convinti tutti e pensare che anche se le cose che abbiamo iniziato a vedere possono andare nel senso giusto, è giusto ascoltarci tutti, correggere le cose che non vanno bene, perché penso che sia l'umiltà e l'intelligenza serva a questo e andare avanti con una certa, diciamo, voglia di credere in quelle persone che abbiamo visto adesso, in quel signore che ha tutta la mia solidarietà e glielo dico, una persona così, io sono certo, andrà benissimo nei prossimi anni. Io glielo auguro e dobbiamo fare tutti quanti il tifo perché ce la faccia. Ce l'ha alle spalle. Andiamo un attimo in pubblicità e torniamo subito in studio.